Calcio d'inizio affidato al Castelfontana con Piscedda e Cotechini sul punto di battuta e si comincia. Quindi Sellati, la sovrapposizione di Piscedda che libera il tiro. Sellati, prima conclusione in porta per il Castelfontana. Piscedda dentro per Sellati che solo può andare al cacciare e lo fa. E realizza l'1-0 per il Castelfontana quando sono passati 51 secondi dall'inizio del match. 1-0. Un'altra ripartenza affidata a Piscedda. Può andare sul destro, supera il diretto avversario Piscedda e poi questo mancino che finisce ad 1 centimetro. Poi Montagnolo proprio per Cavallo, si distica in mezzo agli avversari, poi cola per Cavallo che è bravo a pescare questo pallone al centro dell'area di rigore per realizzare il 2-0. Cerchiari e poi Ciaralli, allora sale il pressing marinese, Cotechini per Crepaldi, Crepaldi prova il tiro e poi sull'area spinta Cotechini! Cotechini 3-0 Castelfontana a 9:14 dalla fine del primo tempo. Intervento di Serranti, ancora Cotechini, la porta è vuota, Cotechini! Doppietta per il numero 9 e 4-0 per il Castelfontana che cala il poker. Chiama a rapporto i suoi compagni Piscedda, poi imbuca verso Cola, non riesce a... E poi Crepaldi su questo pallone vagante scarica il destro con questa rasoiata che si infila all'angolo per il 5-0 del Castelfontana. Piscedda e suona la sirena che manda le squadre a riposo sul punteggio di 5-0. Santo Massimo per Cerchiari che ha spazio sulla sinistra e poi la conclusione di Bravo e l'intervento alla fine di Ciaralli che colpisce il palo e poi si deposita nel sacco per il 5-1 della Nord-Ovest che accorcia le distanze. Ancora De Bella, supera l'avversario, poi dentro per Cavallo e poi sul tap-in Cavallo di tacco deposita a rete per il 6-1 che porta le distanze nel punteggio di nuovo a 5.
con la porta vuota del Nord-Ovest. Ci ha provato dalla propria area di rigore Valentini, che adesso interviene, lascia la porta sguarnita. Ciaralli che ne approfitta per siglare il secondo gol della Nord-Ovest. Don't break my heart. Pallone buono per Sellati, che se ne va a Ciaralli, ancora Sellati, buona la sterzata e poi però non trova la coordinazione per il mancino. Ciaralli per Serranti, ancora Ciaralli, Cerchiari sul secondo palo, alla fine però Valentini la mette in porta da solo. Tre contro 2, Ciaralli per Cerchiari, pallone al centro e alla fine il pallone che finisce nel sacco per il 6-4 della Nord-Ovest. Santo Massimo, il tempo scorre inesorabilmente, ancora però Santo Massimo, e suona la sirena che sancisce la vittoria del Castelfontana, che si conferma in vetta alla classifica con questo 6-4 alla Nord-Ovest. In compagnia di Ivano Checchi, tecnico del Castelfontana. Mister, questo 6-4 vi consegna i 3 punti. Oggi avete fatto una partita di alto livello, un primo tempo impeccabile, un secondo però da rivedere, qualche errore c'è stato. Buonasera a tutti. Il primo tempo sì, veramente benissimo. E il secondo sì, abbiamo sbagliato parecchie cosette, però siamo pure una squadra nuova. Ci sono dei movimenti da fare che magari l'abbiamo peccati, è andata bene, ma fortuna stavamo su dei gol, quindi è stata pure abbastanza facile. La difficoltà è stata tanta perché loro sono bravi, tecnicamente hanno sbagliato pochissimo, la palla ci hanno sempre in mezzo ai piedi, il problema nostro è che al secondo tempo abbiamo giocato poco il pallone e dando sempre palla a loro, la difficoltà è che se dai palla a loro poi vengono su, e come sono venuti su, molto bene. Abbiamo fatto la fase di attacco sul portiere di movimento e loro sono stati bravi a uscire e quindi c'è da vedere tante cose, però insomma diciamo che i 3 punti sono importanti, ci danno morale, ci fanno lavorare bene in settimana e ci fanno soprattutto vedere gli sbagli che abbiamo fatto. Mi hai parlato di squadra nuova e allora ti chiedo a che punto è il Castelfontana. A Castelfontana ancora diciamo che siamo all'inizio, siamo alla seconda giornata, il cammino è molto lungo, c'è tanto da lavorare durante la settimana e si vede. Sono dei ragazzi che devono capire determinati movimenti, però è così, è giusto che sia così, meno male che è così, deve essere così. E andiamo avanti sulla nostra strada, noi siamo consapevoli di essere una buonissima squadra, siamo consapevoli che possiamo avere un grande campionato, però devono stare i piedi per terra perché è molto lunga la strada.